velocità, solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Iniziamo con le Slow down, we're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. And look out, baby, you got your blinders on. Everybody's Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi ci troviamo a Shanghai in Cina, pronti per intraprendere una nuova avventura. Siamo nella sezione di prove libere, scusate se non ho caricato il gameplay delle prove libere in questi ultimi giorni, ma sono stato occupato e ovviamente per stilare un assetto adatto ci è voluto parecchio. Adesso sono qua appunto per farvelo vedere. La nostra macchina è abbastanza prestazionale, con questo assetto sono riuscito a raggiungere la sesta, quinta posizione, dipende dalla mia abilità in pista. Oggi ci sono, c'è tempo soleggiato, come potete vedere, indica rovesci, probabilmente ci saranno più avanti, ma per adesso possiamo notare il sole per 20 minuti, possibili rovesci dopo un inizio limpido, perfetto. Allora, come potete vedere siamo pronti a entrare in pista, già abbiamo Nasr e qualche altra macchina in pista. Raikkonen finalmente esce dai box. Proviamo a dare un'occhiata innanzitutto all'assetto. Entriamo in pista finché è libera. Sì, un secondo. Allora, partiremo con le nostre gomme dure, la mescola numero 2. Per quanto riguarda il nostro assetto, possiamo dare un'occhiata al Cina differenziale aumentato, perfetto. Allora, come ben sapete, il circuito di Shanghai è uno dei circuiti più complicati all'interno di tutto il campionato di Formula 1. Per dare un'occhiata, eccoci qua, ho impostato l'alettone anteriore e posteriore, entrambi gli alettoni molto bassi, per riuscire a sfruttare ovviamente una grande velocità massima nel rettilineo principale. Arriviamo a circa 360 km/h con questa vettura motorizzata Mercedes, quindi davvero un'ottima prestazione. Per quanto riguarda la trasmissione, ho aumentato leggermente il differenziale, l'ho portato all'80% per riuscire ad avere un leggero sovrasterzo in curva, sacrificando un po' la trazione, ma riuscendo ad avere davvero un mix di stabilità e sicuramente anche reattività della nostra autovettura. Per quanto riguarda le sospensioni, ho utilizzato una campanatura anteriore e posteriore molto bassa. Sicuramente la nostra macchina in curva non sarà molto reattiva, infatti nel secondo settore perdiamo circa un secondo, ma nel primo e nel terzo lo recuperiamo tramite la nostra grande prestazione in rettilineo. La macchina così settata non è adatta agli spostamenti rapidi tra le varie curve, ma è adatta a raggiungere grandi velocità e sicuramente ad affrontare il primo tornante a 360 gradi. Per quanto riguarda le sospensioni, sono molto rigide rispetto al Gran Premio precedente. La barra stabilizzatrice è impostata al quarto livello, ovviamente ci conferisce una grande aderenza, però ovviamente il cambio di velocità, il cambio di direzione ad alta velocità è sicuramente ridotto, però un po' di aderenza è sicuramente necessaria per il primo settore e una prima parte del secondo, quindi l'assetto posizionato in questa maniera sicuramente può dare delle prestazioni discrete. La pressione delle gomme la lascio per adesso a 18,4 psi, la modificherò nel momento in cui le condizioni atmosferiche cambieranno. La zavorra è impostata tutta sul posteriore, ovviamente spostandolo indietro c'è molto più sovrasterzo, perché ovviamente se l'avessimo spostato in avanti avremmo favorito il sottosterzo. Ovviamente a noi ci interessa un po' più di sovrasterzo, poiché mi avete fatto notare che nel Gran Premio precedente c'era qualche problema in più, poiché non riusciva a controllare la macchina e a tenerla in pista. Partiamo con 15 kg di carburante, abbiamo dato un'occhiata a tutto, forse sì, va bene. Questa è la sezione della campanatura, perfetto. Direi di provare immediatamente questo assetto. Andiamo. Partiamo con le nostre gomme dure, la pista è abbastanza occupata, ma io voglio gettarmi immediatamente in pista. Vediamo un pochettino, partiamo. Eccoci ragazzi nel nostro rettilineo principale. La macchina qua raggiunge circa i 350 km/h con la miscela grassa, ovviamente.
date un'occhiata. Dobbiamo avere anche un'ottima potenza frenante per riuscire, ecco potete vedere ho frenato un po' tardi, per riuscire a mantenere la macchina dentro la pista. Bene, se avete anche qualche altro consiglio, io prima della gara vedrò di modificare qualcosa per quanto riguarda l'assetto, però lo vedo anche, non è perfetto, però riesce a dare un ottimo mix tra aderenza e velocità massima. Vediamo un po' se quello che riusciamo a combinare nel primo tornante lo si affronta abbastanza bene. Stiamo attenti, veniamo spinti verso l'esterno, ma forse si riesce a gestire l'autovettura al meglio. Attenzione, non abbiamo tanta trazione per il problema, per il differenziale molto alto, ma conviene perché guadagniamo parecchio sul rasterzo. Intanto si procede tagliando il primo cordolo, vediamo un po' quanto abbiamo fatto. Siamo riusciti a fare 27.467 nel primo settore, davanti sta Nico Rosberg con 56.828 nel secondo. Tieni presente che se non ti trovi a tuo agio con le modifiche all'assetto non devi esitare a tornare indietro. Puoi usare il tablet per memorizzare tutti gli assetti che preferisci, oppure impostare uno di quelli predefiniti creati dal team in base ai dati delle simulazioni. Grazie amico mio, però mi trovo abbastanza bene. Ecco ragazzi, potete vedere che nel secondo settore si perde circa un secondo rispetto alla macchina che abbiamo davanti. Nonostante tutto però siamo riusciti a avvicinarsi a Perez. Vediamo se possiamo beccarlo. Ecco, questo è il terzo settore. In questa parte del circuito riusciamo ad essere molto competitivi. Abbiamo un ottimo slancio verso il rettilineo, l'area è pulita, Perez è abbastanza lontano. Vediamo il DRS, ci conferirà una grande velocità massima. Attenzione, si frena stavolta molto bene, molto prudenti. Ci siamo avvicinati di circa 2 decimi di secondo a Perez. Ancora procede, sto utilizzando la miscela grassa per sfruttare al massimo il motore. Si va un attimino larghi, però forse si riesce a completare con 1.39.710. L'ultimo giro passi in seconda posizione. Abbiamo migliorato parecchio e ancora continuiamo un altro giro ragazzi per farvi dare un'occhiata alla curva, al circuito. Questa è una curva davvero molto fastidiosa, però seguendo le impostazioni del nostro assetto riusciamo ad affrontarla in maniera perfetta. Ovviamente ci vuole anche una grande concentrazione in questo circuito, l'assetto è importante ma l'abilità del pilota lo è sicuramente. Al momento Felipe è passato in quinta posizione. Felipe Massa è passato in quinta posizione, come potete vedere. Lewis Hamilton al terzo posto. Il secondo settore è appunto uno dei problemi principali. Qui si va a scalare con l'acceleratore, si gioca un po' col freno, poi più avanti si va nuovamente a esercitare una varia pressione sul freno. E questa è una curva davvero molto fastidiosa poiché causa parecchi problemi alla nostra stabilità. È stavolta un giro molto più lento del precedente. Temperatura, Restano 10 kg, abbiamo 10 kg di carburante. abbiamo perso circa un decimo di secondo. Mi sono un attimino distratto. Vediamo se possiamo adesso impostare la miscela magra per qualche giro. Ragazzi, è una pista davvero molto complicata, soprattutto mette a dura prova le nostre gomme, però ovviamente l'abilità del pilota qui è fondamentale. Con la miscela magra vediamo riusciamo a raggiungere massimo 340 km/h. Ovviamente perdiamo qualcosina. Proviamo a fare un ultimo giro di test e dopo andremo a fare qualche piccola modifica al nostro assetto. Però come seconda posizione cioè la seconda posizione la vedo bene. Procediamo, nuovamente DRS attivo, si riparte qui a Shanghai. Abbiamo un tempo favorevole. Settori, in particolare negli ultimi due. Ecco che esce una Ferrari, Sebastian Vettel, l'ottima gara a Singapore lo scorso weekend. Intanto si passa all'interno, è uscito adesso dai box, ci deve dare spazio perché stiamo cercando di stilare il miglior giro. Si va in avanti, Valtteri Bottas vi ricordo ragazzi, perfetto. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare all'entrata della curva qui nel secondo settore, in ritardo di circa 6 decimi di secondo, 5 decimi di secondo rispetto al giro precedente. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa qui nel secondo settore, avanti a tutta manetta, vediamo se riusciamo a fare di meglio. Mamma mia, è un settore davvero molto fastidioso perché si va a perdere stabilità. Bene, 1.52 siamo usciti dalla curva, molto lenti questa volta rispetto al giro precedente. Vediamo un po'. Ecco, un secondo e un decimo e infatti non siamo riusciti a completare il giro nel migliore dei modi, però il secondo posto ce lo siamo presi. Vediamo se adesso possiamo ritornare ai box.
Diamo un'occhiata al bilanciamento dei freni, bilanciato va bene, rimettiamo la miscela normale per evitare di sovraccaricare il motore. Abbiamo fatto 3 giri, 350 km/h, molto bene. Potrei alzare un attimino l'alettone per garantire una maggiore reattività in curva, però il rettilineo è sicuramente molto importante. Questa pista sicuramente accetta assetti molto particolari come il nostro per gli scambi veloci su questi grandi rettilinei. Vediamo se possiamo fare il rifornimento ai box. Diamo un'occhiata. Guardate che bella la pista di Shanghai, molto caratteristica. Arriva il nostro meccanico che ci solleva da terra la leva. Il cielo è sereno, un po' nuvoloso, ma credo che non creeranno problemi. Tanto andiamo a tenere i freni a temperatura costante. Olè. Davvero migliorato Formula 1 2015 grazie a queste animazioni che potete vedere sono molto più particolari, che vanno a ricoprire le gomme, a evitare di fargli beccare bruschi cambi di temperatura, anche addirittura con tutte queste accortezze. Terza posizione, ragazzi. Vediamo se possiamo modificare qualcosa al nostro assetto, solo per dare un occhio. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Usura al 10% nonostante i 3 giri, perfetto. Vediamo se possiamo migliorare qualcosa. Possiamo portare al 4 l'aerodinamica della nostra autovettura. Il differenziale lo lasciamo tale. Bene, la parte superiore della gomma una maggiore temperatura negativa aumenta la tendenza, ma le gomme potrebbero riscaldarsi, in alcuni casi accresce la temperatura. Va bene. Le sospensioni credo che possono andare bene. Una rigidità minore può aumentare l'aderenza meccanica a scapito del cambio di direzione. Proviamo a mettere una barra stabilizzatrice inferiore al livello che avevamo scelto. La zavorra va bene. Vediamo un po' se possiamo metterla. Proviamo a metterla sul 4, ragazzi. Si promuove proviamo così, ragazzi. Va bene, va bene, va bene. Proviamo, ragazzi, questo assetto con queste modifiche. Vediamo un po' se la macchina riesce a guadagnare qualcosa di più. Proviamo. Nuovamente terzo settore. Eccoci qua. Abbiamo un attimino inclinato, abbiamo modificato qualche piccolo valore per riuscire a guadagnare vantaggio. Vediamo come va la macchina. Abbiamo forse perso qualche chilometro orario in velocità massima con l'alettone maggiorato. Però il quarto posto, ragazzi, è assicurato, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Se la mia abilità in pista riesce a essere costante nel tempo, nel livello ottavo, pensate un po'. Vediamo se con questo assetto riusciamo ad essere molto più competitivi e sicuramente molto più coerenti con la mia abilità di guida. Il carburante è appena sceso a 15 kg, restano 15 kg di carburante. Vedete la macchina, ragazzi, esce fuori pista appena si accelera un tantino di più, se non si sta attenti. Siamo al 24, al 25 adesso. Abbiamo perso parecchio, se non sbaglio. No, 252, neanche tanto. Forse possiamo migliorare. Avanti, le gomme hanno solo il 10% di usura. Vi lascio la temperatura dei pneumatici qui sulla destra. Si va a fare la barba al cordolo. Avanti, vediamo un po' adesso. Per benino, la gomma anteriore sinistra è leggermente usurata, anzi leggermente riscaldata dalla brusca frenata che ho fatto. 52, siamo usciti, ma vedremo adesso come risponderà il nostro cronometro. In ritardo di un secondo su Vettel. Vediamo adesso. Mamma mia, si sente, ragazzi, in sottosterzo nella nostra autovettura. Vediamo adesso se possiamo fare un altro giro come si deve. Magari mi concentro un po' di più. Siamo davvero molto lontani. Hamilton, giro veloce. Passiamo al quinto posto, 1,38 di Lewis Hamilton. La potenza frenante è quella adatta. Potete vedere, riusciamo ad avere un'ottima prestazione comunque. Avanziamo, un'ottima staccata. Niente, la autovettura non è più come prima. Abbiamo un po' peggiorato la situazione. Un altro giro, vediamo se posso concentrarmi. Adesso eviterò di parlare. Avanti. Questa volta affrontata la curva in maniera decisamente perfetta.
25 abbiamo toccato adesso il cordolo. Sempre 2 decimi di secondo in meno, probabilmente per le gomme. Vediamo adesso il secondo settore. Si fa la barba al cordolo con l'acceleratore a tavoletta. Si slitta un po', si cerca di mantenere il baricentro della macchina al suo posto. 52 e qualcosa siamo usciti dall'ultima curva. Sempre un secondo di ritardo probabilmente, 1 secondo e 5 questa volta, ma sempre 2 decimi inferiori al giro precedente. Qua ormai con questa inclinazione della nostra barra stabilizzatrice siamo usciti un po' fuori. Purtroppo l'aderenza meccanica l'abbiamo guadagnata, ma il sottosterzo ci manda fuori pista. DRS attivo, la velocità massima con l'alettone impostato al 4° livello non ci fa arrivare ai 355, bensì ci porta a 350, 346, ci fa perdere qualcosa. Niente ragazzi, noi riusciamo a essere competitivi con questo assetto. Mi sa che il precedente è adatto a mantenere una prestazione costante. Hamilton, ecco, sarebbe arrivato adesso, invece ritardo di addirittura 1 secondo. Mi sa che dobbiamo tornare dentro il garage, pensare alle qualifiche. Allora, vediamo di mettere l'assetto che avevo salvato, perché è quello adatto. Sicuramente mi ritrovo molto meglio. Andiamo nella sezione del caricassetto, mettiamo il cine a differenziale aumentato, perfetto, è il nostro assetto che abbiamo visto prima. E adesso vediamo di passare alla sessione di qualifica, ragazzi. Vediamo un po', andiamo nella nostra infosessione, avanziamo, andiamo al velocizza tempo, perfetto. Siamo al 6° posto, Felipe Massa ha fatto 1:39.543, vedete un po' il distacco è minimo. Poi si va alle prime file con Sebastian Vettel che ha ottenuto 38.887, quindi davvero un ottimo tempo. Poi 38.189, questa è una pista dove non siamo riusciti a essere molto competitivi. Vi ricordo che siamo riusciti a ottenere la pole position nel Gran Premio precedente, quindi è solo un problema anche di pista. Le piste cambiano, ovviamente cambiano anche le qualifiche e ovviamente le posizioni in griglia. Per quanto riguarda Alonso, vediamo dove si trova, al 19° posto. Wow, siamo a 3 secondi da lui. Dove si trova invece Vettel, 4° posto, le 2 Mercedes ovviamente davanti, il Raikkonen 3° posto e poi ovviamente le Williams. La Lotus all'8° posto, Verstappen 11°. Diciamo che è una classifica molto prevedibile. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio in qualifica. Avanziamo, mancano 2 minuti al termine. Speriamo ragazzi di non trovare bagnato, perché davvero già così è abbastanza dura, quindi peggiorare le cose con le condizioni meteorologiche davvero negative potrebbero darci davvero risultati pessimi. Quindi siamo 7° posto. Lewis Hamilton registra il miglior tempo nelle... Siamo 7° posto ragazzi.